Lunedì 4 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia messa in risalto riguarda i ragazzi, le ragazze sotto i 35 anni, notizia assai difficile. Under 35, vita a ostacoli, il caro demografico è una cambiale sul futuro dei giovani, le storie di chi decide di emigrare all'estero e di chi non può lasciare casa. I dati veneti: nel 2050 100 adulti dovranno sostenere i bisogni di 89 persone tra bimbi e anziani. È un futuro decisamente grigio quello che si prospetta per le giovani generazioni di domani, in questo caso venete, cui quelle del presente consegnano un patrimonio logorato, abusato, svalutato in termini di risorse economiche, di condizioni ambientali, di prospettive di vita. Rispetto ai loro coetanei europei, i giovani veneti vivono più a lungo in casa dei genitori, una quota che già oggi raggiunge il 64%, e tendono a posticipare le tappe principali della vita adulta. L'approfondimento di Iori da pagina 2 a pagina 3. Notizia invece che riguarda la provincia di Belluno. In controtendenza, il colpo d'ala delle nascite salgono del 12% da inizio anno. Nei primi 2 mesi dell'anno negli ospedali bellunesi sono nati già 217 bebè, in aumento anche la procreazione assistita. L'approfondimento a pagina 5. La foto di copertina riguarda il mondo degli alpini, l'assemblea della sezione ANA nel capoluogo. Il presidente Pra lancia il suo appello ai sindaci: 6.000 penne nere bellunesi, fateci curare i boschi. In questo caso vediamo la fanfara degli alpini durante la sfilata della sezione ANA a Belluno ieri mattina verso la caserma Salsa. L'approfondimento di Dalmas a pagina 21. Nelle cronache, l'accoglienza in provincia, la prefettura prepara altri 50 posti per i migranti. Il progetto di legge professioni di montagna, riforma e polemiche, associazione in fibrillazione per il progetto di legge che vuole portare anche gli accompagnatori sotto le guide. L'approfondimento a pagina 20. Il patrone della posta, notizia che ci porta a Cortina, Manaigo a tutto campo, Cortina vince se si rinnova. L'albergatore cambierebbe anche i nomi delle vie. Cortina è una vecchia signora, diamole il Gerovital. All'approfondimento di Vietina, pagina 19. Richiami anche per quanto riguarda lo sport. Luparense battuta, Dolomiti Bellunesi è seconda da sola. Notizia che riguarda il calcio di Serie D, trofeo Ice Angels Show a Feltre in 250 sui pattini. L'approfondimento in questo caso lo troveremo a pagina 41. Addentriamoci all'interno, notizia che interessa il Veneto e di conseguenza anche la provincia di Belluno. Under 35, una generazione nella morsa. Nel 2050 100 adulti veneti dovranno accollarsi i bisogni economici e di cura di 89 persone tra anziani e bambini. Vediamo appunto in questo grafico, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il trend in Veneto: nascite tra il 1960 e il 2022, 79.505, registrato il picco nel 1964 e vediamo che un calo drastico è avvenuto nel 1988, poi una lenta ripresa fino al 2008 per poi scendere al 2022 con 31.706 nascite, dato riferito al Veneto. In Italia avevo soltanto dei contratti a progetto, ora a Londra mi occupo di intelligenza artificiale. Marchette bellunese, vive nel Regno Unito da 8 anni, ho fatto una carriera altrimenti impensabile in Veneto. L'intervista quindi di chi ha deciso di andare all'estero, in questo caso un bellunese, Francesco Marchette, 39 anni, nato a Serenne del Grappa, provincia di Belluno, vive a Londra dal 2016. 39 anni di Serenne del Grappa, bellunese, una laurea in relazioni pubbliche allo IULM di Milano, un Erasmus in Svezia, un master in project management a Padova. Si racconta così Francesco Marchette, cervello in fuga dal Veneto. Leggiamo una delle risposte della giornalista: a pari opportunità in Italia e nel Regno Unito si sarebbe comunque trasferito? Probabilmente no, anche perché l'Italia mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici, mi mancano le piste da sci, però ho dovuto fare una scelta e ho scelto il paese che mi offriva maggiore sicurezza e che mi dava l'opportunità di dimostrare il mio valore.
Altra intervista che troverete a pagina 2, la mia vita da precario con turni di lavoro che si moltiplicano e al primo no, sei fuori. Emanuel Vian, 23enne, studente lavoratore a Padova, mi pago l'università, metà guadagno per l'affitto. Anche in questo caso leggiamo una delle sue risposte. Qual è il settore in cui hai incontrato meno trasparenza? Senza dubbio la ristorazione. Ti chiedono di fare anche 15 ore di fila, dove lavoro adesso non mi danno neanche il pranzo o la cena, eppure una consuetudine per molti. Mi sento dire di continuo: mi fai mezz'ora in più, puoi fare il doppio turno? E se dico di no, voi ragazzi non avete voglia di lavorare. Io la voglia di lavorare ce l'ho, ma non di essere sfruttato. Così il mio contratto, che dovrebbe essere di massimo 20 ore alla settimana, diventa 25-30 ore di lavoro, ma non di compenso. In un mese riesco a guadagnare 600-700 euro, la metà se ne va in affitto, il resto per vivere, e spesso non ce la faccio. Due interviste quindi di chi ha deciso di lasciare il Veneto per andare all'estero e di chi invece continua a rimanerci con le difficoltà che trovate in questa intervista. Ma a pagina 5 una notizia bella che riguarda la provincia di Belluno. La cicogna bellunese fa gli straordinari, il 2024 partito con un più 12% di nascite. Nei primi 2 mesi dell'anno nati già 217 bebè, in aumento anche la percentuale di successo della procreazione assistita. L'USL, i nostri reparti al lavoro per garantire percorsi di eccellenza ai neogenitori. Come cambia la popolazione in 10 anni? Diamo uno sguardo quindi alla situazione confrontata tra il 2021 e il 2031 tra le diverse zone della provincia di Belluno. A livello provinciale vediamo che la composizione di 0-14 anni sarà del 9,4%, tra i 15 e i 39 anni del 24,8%, tra i 40 e i 64 anni del 34,4% e oltre i 65 anni il 31,4%, con una popolazione, questa è una previsione per il 2031, di 192.188 veronesi. La situazione al 2021 invece è di 208.166 bellunesi. In questo caso si vedeva una differenza delle fasce d'età, quella oltre 65 anni era rappresentata dal 21%, quella tra il 40 e i 64 anni il 33,8% e tra i 15 e i 39 anni il 33,8%. Vediamo un cambiamento ovviamente purtroppo in negativo per quanto riguarda la provincia di Belluno. Bilancio: 10.254 nati contro i 25.456 morti. Il saldo naturale tra il 2021 e il 2030 sarà di meno 15.202 persone, 30.325 gli immigrati, di cui 11.146 provenienti dall'estero, 19.179 da altre province. Emigrati, quindi gente che in questo caso da Belluno va all'estero, sono 22.344 in questa previsione tra il 2021 e il 2030, di cui 5.636 all'estero e 16.708 in altre province. E continuiamo con le notizie che interessano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 18, l'emergenza umanitaria, arrivi di migranti, prefettura al lavoro per attrezzare altri 50 posti. In scadenza l'avviso per la gestione delle ex scuole di Orzes, l'obiettivo è arrivare a 400 letti per affrontare la bella stagione. Si parla di turismo a pagina 19, richiamo trovato anche sulla prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Cortina funziona quando sa rinnovarsi, Manaigo cambierebbe anche i nomi e le vie. Le riflessioni del patron del Post sul paese, il turismo e le Olimpiadi, da Hemingway agli anni 80, contaminiamo idee e generazioni. Il caso professionisti della montagna, la riforma delle polemiche, gli accompagnatori dovrebbero iscriversi all'albo delle guide, reticenze e accuse, Geremia, ma ci sono troppi abusivismi. Il CAI, noi siamo punto di riferimento, l'unico interesse resta la sicurezza. Notizia che interessa la legge sulla montagna, che è in fase di approvazione con le dovute modifiche ed integrazioni al Parlamento italiano. E adesso la pagina 21 è dedicata agli alpini, sezione di Belluno, l'ANA vuole curare i boschi, sindaci fateci intervenire. La sala gremita, l'appello del presidente Lino De Pra, lo stato dei gruppi e un plauso alle sezioni che hanno ingaggiato i dormienti, 16 nuove leve. Continuiamo con pagina 22, il clima che cambia, modifica sottobosco, 8 specie di funghi mai viste prima a Belluno. L'associazione Bresadola aggiorna le sue schede, nuovi corsi al via il presidente Padovan, l'anno prossimo 3 nuovi micologi all'USL. Notizia da Sedico, notizia di spalle, la EVCO si colora di rosa, il voto per la RSU elegge tutte donne. Siamo a Feltre, un fenomeno sociale, educazione, social e la forza del branco, così le baby gang hanno terreno fertile. Morbin, la famiglia e la scuola fanno sempre più fatica a trasmettere regole e modelli di comportamento.
L'iniziativa Sportello Civico dedicato all'ascolto degli adolescenti, iniziativa voluta dall'assessore alla cultura del comune di Feltre Flavia Colle. E rimaniamo a Feltre con pagina 24, più musicisti nella banda Città di Feltre, riferimento per manifestazioni e concerti. Il presidente Poloniato: da noi arrivano giovani strumentisti ma anche chi riprende a suonare a distanza di anni. Continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, le mostre pop e beat all'italiana, la libertà di sognare, arte e poesia degli anni 60 e 70. Fino al 30 giugno la Basilica Palladiana di Vicenza ospita l'esposizione curata da Roberto Floreani, Un'epoca in 100 opere. Dalla rubrica Giorno e Notte, Branda Alise, fotografo amatoriale, dal 2017 va a caccia di emozioni. La mia è una passione rispetto agli animali, non invadendo i loro spazi. Ed ecco alcuni scatti di Branda Alise che in questo caso rappresentano la fauna presente all'interno delle Dolomiti bellunesi. Fauna selvatica, gli scatti di Ivan, stregato dalla pernice bianca. E adesso lo sport, tante le notizie riferite a quanto avvenuto in provincia di Belluno in questo fine settimana del mese di marzo. Incominciamo con il calcio di Serie D, l'ottava di ritorno, la Mara Perez ha colpito ancora, Lupi KO, Dolomiti seconda da sola. Marangone e Perez firmano la terza vittoria di fila, la Luparense calcia sulla traversa il rigore del possibile pareggio. I bellunesi passano nel primo tempo ma non la chiudono e rischiano molto. Il Treviso perde con la Virtus Bolzano e si fa scavalcare dal Bassano. Continuiamo con il calcio, eccellenza femminile. Dolomiti beffa su rigore al 90° contro il Sarone, la rete di De Paoli all'88° aveva illuso delle bellunesi, poco dopo è arrivata la doccia fredda. Calcio di eccellenza, Cavarzano, un pari strappato coi denti ma che vale oro, 1-1 tra Cavarzano e Karen Pievigina. E ancora a calcio, Chies batte il Kral Farrese e torna in vetta da solo. È ripartito il campionato CSI Open, sabato torna pure il torneo veterani. Basket, Serie DR1, Feltre a segno sul filo di lana e decisivo Barp nel finale. È il suo canestro della vittoria contro l'Istrana in un match molto combattuto. Ora il team targato John Welding dovrà affrontare la fase bronzo per salvarsi. 57-54 il risultato finale tra Feltre e Basket Istrana. Ancora per il basket, trasferta amara, Olimpia Sile, Valbelluna 74-54 il risultato finale. Pallavolo Serie C femminile, home click, la notte più bella travolta la capolista Asolo. Il Volpe resta avanti di 2 punti ma sabato sfiderà proprio le trevigiane. La seconda posizione che vale l'accesso ai playoff è ancora possibile. Pallavolo Serie D femminile, SCP Limana, i conti non tornano, la regina Locara passa in 3-7, 0-3 il risultato finale. Rugby Serie B, secondo tempo perfetto del Feltre, a Mogliano vinta una gara thrilling, 16-18 il risultato finale. Corsa campestre CSI, la Piave 2000 è padrona, ben 19 le vittorie dei bellunesi, ancora snow running, Misurina Winter Run 200 al via, lo spunto vincente di Cagnati. Hockey HL, si gioca al meglio delle 7, il Cortina sceglie il Merano, i quarti al via da domani, si parte all'Olimpico alle 20:30. Per quanto riguarda invece il pattinaggio artistico, trofeo Ice Angels, spettacolo d'Altri Veneto a Feltre in 250, oro per Maia De Meio, Anna Carlini, Bianca Corso, Paola Calligani, Giada Bertelle, ma molti altri atleti bellunesi hanno conquistato i gradini bassi dei vari podi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie locali di notte e indissolvimento di mattina sulla pianura. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest fino a cielo ovunque coperto di sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.